Allora, ecco qui la nostra ospite che in qualche modo ha a che fare con la Germania. Sto parlando di Carmela Senfet. Ciao Carmela! Ciao Marco, Ciao Carmela, benvenuta in questa puntata speciale di Soundtrack City. Allora, grazie. la prima cosa che ti chiedo subito è qual è il tuo ruolo? Cioè, tu che professione fai all'interno del mondo, diciamo così, musicale? E dove poi? Io sono italiana, ma ormai mi sono trasferita dal 2011 in Germania. Vivo a Lipsia, dove ho fondato nel 2013-14 l'agenzia di Booking e Management Ludwig Sound Mm. e promuovo artisti internazionali. Naturalmente cerco di favorire le Sì. band italiane, Ecco, perché vedi. sono italiane e le barriere linguistiche non ci sono, almeno con loro, anche se poi ce ne sono delle altre. Sì. Quindi nell'ambito del booking, che cosa è successo per quanto riguarda in questo caso l'attività live in Germania durante il lockdown? Io mi ricordo che quando è iniziato in Italia il lockdown, o comunque che avevano Fermato fermato i tutto. concerti dall'ultimo weekend di febbraio perché dovevo portare una band inglese a Milano Mm. e mi è stato annullato proprio, è stata la prima tournée annullata. In Germania ancora fino al, mi sembra il 15 di marzo Ah, è andato avanti e nessuno credeva alla possibilità che sarebbe successo lo stesso, e invece... e invece è Mm. successo lo stesso, io lo sapevo, per una Mm. volta sono stata io la previdente italiana Sì, all'estero. sì, sì, una volta tanto purtroppo noi italiani siamo all'avanguardia in questo, siamo stati. Eh. Senti, subito dopo il lockdown ci sono stati da parte dello Stato tedesco dei finanziamenti nei confronti dei musicisti, degli artisti? Sì, ci sono Dei... stati Mm, subito, a differenza dell'Italia, degli aiuti che sono stati dati nell'immediato, cioè te dovevi fare un'applicazione online e io mi ricordo che ho fatto la richiesta il giovedì e mi sono arrivati i soldi il lunedì. che vergogna. Per questo lo voglio dire, per denunciare un Sì, attimo e sì, per sì. fare vedere la differenza. Naturalmente ci sono stati due tipi di fondi, quelli a fondo perduto, che però naturalmente se menti o dici che ti servono dei soldi e poi non ti servono, se tra 2 anni faranno dei controlli, glieli deve Te li ridare indietro. riprendono. Mm. Oppure situazioni più complesse come un club o un festival che si è trovato a dover pagare viaggi o affitto e via dicendo, potevano fare richiesta di un prestito e sono stati richiesti quindi anche dei fondi speciali. Era come poter dire il primo arriva e il meglio alloggia, no? Mm, mm, Perché abbiamo avuto proprio la prova che fino alla fine di aprile sono stati dati soldi senza problemi, poi a un mm, certo punto i soldi sono finiti e quindi anche i musicisti, come dicono le famose 5.000 euro di cui parlavano tutto a Berlino, mm. le band che hanno richiesto e che hanno ricevuti naturalmente con le tempistiche giuste, quelle più veloci. Gli Poi altri no. gli altri no, alla fine d'aprile, inizio maggio, già non davano più questi famosi 5.000 euro. Però conosco, E comunque mi sembra di aver capito che non davano il finanziamento al singolo musicista, o meno solo al singolo musicista, ma anche alla band. ho un esempio proprio di una mia band Mm. tedesca di Berlino che ha chiesto i 5.000 euro Mm. al nome della band e i musicisti all'interno, se quella persona era effettivamente solo musicista. Se sei musicista e dottore non ti danno niente, Ah, ok, ok, però se ok. sei principalmente musicista e non hai un secondo lavoro, te li potevi fare come un freelance. In Germania esiste un albo professionale dei musicisti? Sì, esiste come Künstler, artista. Il sistema sanitario in Germania è privato, quindi io personalmente pago, e anche poco perché ci sono persone che pagano anche 1.000 euro al mese, io pago Mm. 200 euro al mese, anche se non vado Mm. al dottore, Mm. mentre c'è una special Krankenkasse, quella degli artisti, Krankenkasse è
devi pagare un po' di meno, tipo 150, 120, però ogni mese li devi pagare. Se sei artista sei avvantaggiato, il sistema sanitario aiuta i musicisti o gli artisti, quindi anche Ok. pittori, attori, facendogli pagare qualcosa di meno. Però hai una partita IVA e la Mm, partita mm. IVA devi dichiarare per che cosa. Quindi in sostanza solo sei alla partita IVA, sei riconosciuto come musicista, mi Sì, sembra però di una capire. partita IVA in Germania aprirla costa 20 euro, Ah, non quindi è come esattamente no, come da c'era noi. anche il cameriere che vuole andare a farsi la stagione e Ah, lavorare in gastronomia fino a un tetto massimo, mi pare, di 16 o 18 mila euro, mm. non devi pagare le tasse, quindi sei piccolo imprenditore. E per questo Se- ho preferito la eh, Germania al solo italiano. ok, nonostante tu sei appunto italiana, no? Sì, toscana. Si sente pure. Senti, Meno male. Carmela, senti invece il futuro. Ci sono delle misure che sta prendendo il governo tedesco? Quando riapriranno i concerti? Se riapriranno? I concerti, quelli più grandi, maggiori di, insomma, i grandi festival sono Sì, annullati tutti fino al 31 agosto e credo ok. che sia stata fatta una scelta almeno mirata perché è inutile dare false illusioni e in Germania non si organizzano le cose last minute. Questo per quanto riguarda i grandi eventi, i Sì, grandi i piccoli concerti. eventi, c'è qualche promoter che sta tentando, con cui sono in contatto, di riorganizzare degli open air Mm. dove ci saranno l'obbligo di prenotazione e Mm. distanze sociali. Ancora non si può ballare, cioè ora ci sarà un concerto all'Ipsia dove vivo, appunto, che sarà in un locale che era un teatro, ok, una specie di teatrino dove fanno Mm. concerti. Per i concerti avevano un massimo di capienza prima del Covid di 75 posti, adesso ne possono ospitare 65 solo seduti. Siamo lì, no, Esatto. non è. Le università sono state riaperte anche se il 5 di Mm. maggio, Mm. quindi anche le scuole sono riaperte, però la parte culturale ancora è ferma, ecco, Mm. tutto il Ok, settore ok. culturale. Chiuso anche nei pub, ci sono dei concertini in acustico, stanno facendo cose anche al chiuso, perché in Ma Germania ancora c'è la possibilità, non ci sono 40 gradi tutti i giorni. ecco, e il distanziamento sociale immagino anche nei locali, Sì, evidentemente. non c'è per esempio una cosa che ho visto ieri, sono andata a fare la spesa, ora sono tornato in Italia, mi hanno puntato subito il termometro alla testa e mi sono spaventata perché in Germania invece non te la misura nessuno la febbre Sì. e l'unico distanziamento sociale che c'è è che sei obbligato a prenderti il carrello, anche se non compri niente. Ho capito perché fa da distanziatore. Sì. Senti Carmela, io ti ringrazio tantissimo, mi auguro che il tuo lavoro riprenda in Germania, fuori dalla Germania. Vorrei incoraggiare gli artisti, questa è una cosa molto importante. Quando sono venuta in Italia con il furgone di 9 posti, Mm. eravamo in 6 vicini e nessuno ci ha controllato. Abbiamo fatto un confine Austria, cioè Germania, Austria, Italia. Quindi state tranquilli, se avete Eh, qualche data confermata all'estero, salite sul furgone e non vi fate problemi e ripartiamo mm. un tour on the road perché nessuno ci controlla, i confini sono aperti, va tutto bene. Ok, e con questa informazione di servizio a tutti i musicisti che girano tra l'Italia e la Germania, io Carmela ti saluto. Grazie. Grazie mille e buon lavoro. Ciao. Ciao.